Cari amici di Ice Veneto, ci troviamo a Isola della Scala, sono in buona compagnia perché da qui oggi, patria del riso, c'è un concorso importante. Oggi si celebra il miglior risotto del sommelier e infatti sono con una bellissima sommelier, sono con Emanuela Pregnolato che in qualche modo ci ha condotto in diverse degustazioni, in diverse occasioni. Oggi qui sei in veste ufficiale, ti vedo tutta bellissima Sì, tenuta in oggi divisa. E andiamo un po' a far cosa adesso? Beh, allora manca poco all'inizio della gara, quindi ci sono gli chef già ai fornelli, alle loro postazioni. Sappiamo che il primo ad uscire, quindi ad aprire le danze, sarà il risotto della delegazione Rodigina con il ristorante in Marinetta, quindi siamo nel Delta del Po e adesso andiamo a trovare la chef e titolare Isi Che poi Coppola. io vedo una bella cosa lì, Sì, una sì, c'è sorpresa. c'è una Abbiamo, ecco, buongiorno, siamo con Isi Coppola, buongiorno. Sì, va bene. e siamo con il delegato di Rovigo. Michele Redini. Ciao Michele, ben arrivati qui a Isola della Scala. Io vedo che siete venuti in compagnia perché qui chi c'è? Qui C'è Ilario. C'è Ilario è la nostra mascotte perché non solo è da noi in Marinetta tutta l'estate, ma noi insomma viviamo in mezzo ai fenicotteri nel Delta del Po, ma soprattutto il nostro risotto è dedicato a loro, è intitolato infatti Dove osano i fenicotteri. E questo nasce dall'idea appunto anche dell'abbinamento cibo-vino con Michele, proprio perché il Delta del Po ha una sorta di gemellaggio credo storico, forse anche proprio il tempo che fa a un certo punto chiudere il cerchio, perché proprio il vino che abbiamo scelto in abbinamento, che è il Quarto Moro, un vermentino di Sardegna a metodo classico, viene da una zona che è una zona che è stata bonificata a suo tempo proprio da abitanti del Polesine che furono mandati là insieme ai friulani e ancora oggi ci sono delle comunità che parlano una sorta di veneto friulano. Una cosa successa per caso forse, ma io credo che magari a volte la fatalità non è così lontana dalla realtà. Michele, questa sfida, no? Te la somigli, perché oggi ve la giocate tutta, qui. Oggi ce la giochiamo tutta, veramente, e siamo onorati di essere qua, anch'io per la prima volta, e volevamo appunto abbinare, come diceva Isi, questo prodotto proveniente dai prodotti tipici della nostra zona con questo del penisola del Sinis, queste due grandi biodiversità, riserve naturali, dove appunto i fenicotteri la fanno un po' da padrone, cioè stanno mettendo radici, si stanno insediando. Noi abbiamo scelto questo vino Quarto Moro, che è un vino metodo classico con 18 mesi di affinamento sui lieviti. Perché questo vino? Perché ritrova tutte le caratteristiche della macchia mediterranea, è un vino di costa, quindi abbiamo abbinato la nostra costa con il prodotto, con il nostro risotto, con la costa della Sardegna per la produzione di questo vino, questo vermettino che cresce proprio e predilige la zona di costa. Ma in realtà Emanuele, tu lo sai bene come io un po' prediligo le vostre zone, le ho conosciute grazie a una ricerca fatta con la Regione Veneto e in effetti già da allora avevo visto come questi punti di contatto con ambienti come quello appunto sardo che ci ricordava prima Michele. Sì, poi ricordiamoci che, come diceva Michele, questo vino fatto nella zona di Arborea, Alto Campidano, un vino del mare, quindi ha queste tonalità che ricordano molto anche tutta l'aromaticità che poi troveremo nel risotto. È bella questa storia e in più c'è un'assonanza di paesaggio, come dicevano loro prima, perché due zone umide tra le più importanti d'Europa, ricordiamolo, il Delta del Po è riserva della biosfera, quindi sito UNESCO, e per questo è zona che accoglie gli uccelli migratori, quindi i fenicotteri, come la zona del Golfo di Oristano. Come il nostro, ripeti il nome? Si chiama Ilario. Ilario, mi raccomando, poi ci concederai anche tu una intervista, Ilario. Ciao, va bene, come dici? Certamente, Tutto sì, bene, io tutto sono bene. molto socievole. Tutto bene. Mi Ecco, apprezzano i bambini,
insomma lui ha giocato tutta l'estate con i bambini e quindi era giusto che gli dedicassimo questo risotto che ovviamente presenta tutte le tipicità migliori del nostro mare. Il risotto già ci fa venire la collina in bocca, naturalmente dovremo assaggiarlo dopo. Manca veramente Manca poco. Non fate caso, diciamo, ai nostri telespettatori in diretta al movimento che c'è qui, siamo proprio nelle cucine, proprio dove si formano i piatti e quindi c'è un po' di tensione, mancano pochi minuti all'inizio. Sì. La tensione si vede, Si sente. Cos'altro dire? Veniamo dopo a trovarvi quando impiattate? Va benissimo, d'accordo, con molto piacere. Vi Quando aspettiamo. impiattiamo, ma anche per assaggiare il nostro abbinamento, che lo consideriamo Quindi ti giochi i galloni? mi giochi galloni. Bene, allora fra poco con il collegamento in diretta da Isola della Scala. A dopo.